ragazzi, ben ritrovati a una nuova diretta di Ignoranza. Speriamo che arrivi qualcuno, così almeno più si è, meglio si è. E niente, ciao a tutti. Ormai, come avete capito, ci abbiamo preso gusto. Ciao Maura, la prima a essersi collegata, un applauso. Insomma, una diretta speciale quella di oggi, perché come sapete domani è Pasqua e quindi quale modo migliore, ciao Paolo, di festeggiare la Pasqua se non con una puntata interamente dedicata al Natale. Oggi ho le casse, così non suono, zero sbattimento. Ditemi se si sente bene e siamo a posto. Last Christmas al Nadal passà, tutta notte in Salvani, Sevili in città. Ciao Monia, ciao Gaia, non so se Gaia o Stefano, ciao. Oggi riesco a leggere, ciao Paola, oggi riesco a leggere anche un po' di commenti. Per chi non lo sapesse, ogni anno, ogni Natale, facciamo la nostra strenna natalizia, ciao Tia. E ormai già da un po', questa qui è al Nadal Passà del 2015. E niente, in pratica racconta la storia di uno che si sente di brutto, grande Paolo. È la storia praticamente di uno che si abbuffa molto durante il Natale e quindi ha le classiche conseguenze che anche a Pasqua non sono da sottovalutare. Sentiamone un po', dai, così giusto per. Possibili alcuni risalmi e dopo una bella purga. Last Christmas al Nadal passà, quasi mi ha da spumanti. Vi ricordo anche che per chi si perdesse, diciamo, la diretta su Instagram, poi andiamo a domani, o comunque nei prossimi giorni, andiamo a postarle anche sulla nostra pagina Facebook e anche su YouTube nei prossimi giorni. Trovate già quelle vecchie e troverete anche queste e anche quelle future se ci saranno, perché è una cosa così che stiamo facendo un po' a braccio e ci stiamo divertendo, però non so se si è capito, ma si stiamo divertendo. Comunque voi adesso vi starete sicuramente chiedendo: ma questi qui, cioè a Pasqua ci vengono a dire festeggiamo il Natale, facciamo sentire canzoni di Natale? Sì, perché no? Non c'è assolutamente, è una cosa del tutto normale e io vi dimostro che se noi andiamo a chiamare uno qualsiasi dei nostri fan che in questo momento stanno seguendo la diretta, anche loro sono pronti a festeggiare il Natale. Vogliamo vedere? Facciamo questo esperimento in diretta, intanto alziamo. Vediamo un po'. Se Instagram funziona, perché al momento non funziona. So cosa dice, funziona. No, adesso forse a caso, vediamo. Ciao Ale. Ciao Gianca. Ma fantastico! Ciao amore! Ma che belli che siete! Tutto bene? Tutto bene. Vedi, questa è la dimostrazione che a Pasqua si festeggia il Natale, cioè chiamando una famiglia a caso è arrivata la famiglia più natalizia di Certosa probabilmente. Hai visto? Ma siete bellissimi. Presentatevi un attimo, che così anche gli altri vi conoscono. Fate un giro di nomi. Andrea, Maura Giuseppe e Diego. E Diego, grande Diego, il nostro fan numero 1. Grande Diego. Allora, come va la quarantena? Come la state vivendo? mangiando e cucinando, buone. Stancando. Stancando, beh, giustamente. Vabbè, ne usciremo sicuramente tutti ingrassati. Vabbè, fa niente.
Come Babbo Natale. Giusto, come Babbo Natale. Allora Diego, cosa ti porta Babbo Natale domani per Pasqua? Uova. Le uova, giusto, giusto. Mi sembra giusto. Allora, innanzitutto complimenti a mamma e papà perché sono dei gran buon gustai a far ascoltare questa musica, cioè la nostra musica a Diego e Andrea, quindi complimenti a loro. Allora, così, a caso, Diego, perché ti piacciono i New Rant? Porca! Ah, così proprio. Va bene, adesso ascoltiamo anche Porca Renna. Va bene. Perché ti piace? Perché ti piacciono? Poi siete venuti a 300 concerti nostri. Dovevamo farne uno anche a Certosa, lo dico tanto così. Adesso probabilmente verrà fatto perché i tempi sono quelli che sono. Però, cosa ti piace dei New Rant? Tia che fa la bocca? Tutto! Tutto! Là. Ma ti piace più New Rant o Fedez? Ignorante! Ma più New Rant o più Baby Shark? Lo ascolti, Baby Shark? Più New Rant o più Baby Shark? Ignorante! I New Rant vincono su tutto, ragazzi, non ce n'è. Non ce n'è, basta, non ce n'è. Allora dai, visto che ti piace Porca Renna è un'esclamazione, si chiama Gli Elfi sono i selfie, noi la mettiamo su, così ce la cantiamo, ce la balliamo insieme. Va bene? Sì, bello convinto ti voglio. Fammi sentire il tuo entusiasmo. Sì! Vabbè. Ok, ti sei emozionato troppo. Ti metto la canzone. Che tra l'altro parte con un telegiornale. Straordinaria del nostro telegiornale, il telegiornale del Natale, l'originale. Gli elfi sono in sciopero. È di stamani la notizia che i simpatici aiutanti di Babbo Natale, gli elfi appunto, avrebbero incrociato le braccia e abbandonato la fabbrica dei giocattoli. Ancora sono le cause della protesta, ma noi, solo noi, abbiamo lì un inviato specialissimo che vi racconterà tutto l'accaduto. Il servizio. Tia scrive, sono miei parenti, giusto per... Laura, mi da rega e da confessiona, ma di da dalle ok. Diego. Da che domani, un paio anni fa, che sempre straordinari da fare, che tanti più lentati. Bellissimo. Mentre che i regali sapranno un tamaso che ti dal fuoco questo lo usiamo come balletto ufficiale l'anno prossimo per le mettiamo sul palco che vai avanti e indietro con Porca Renna, va bene? Sì, io sono Carlo. Questo è Giancarlo, va bene. No, devo dire che noi facciamo tutti, perché c'è poco lavoro, perché fa freddo, è stata la Madonna che io non ho. Ma non si faccia, si ferma. Ho capito che cose di gattare, non è stato la maglia, fa freddo, eh? Sì, bravo, bravo. Intanto si stanno scompisciando tutti dalle risate. Sto leggendo i commenti, si stanno scompisciando tutti, soprattutto Tia. Va bene Diego, allora ci vediamo. Ciao! È stata una buona Buon parte. Natale! E buon tutto. Grazie di essere stati con noi. Ciao! Ciao. I nostri fan sono pazzi come noi, questa è la cosa bella, è che i nostri fan sono pazzi come noi. Vado subito a chiamarne un altro, non di fan stavolta, non di fan.
così almeno ne parliamo insieme. Qui i fan sono bellissimi. Ciao Gianca! Ciao Bone, come va? Tutto bene, tutto bene. Hai visto che accoglienza? Sì, ma infatti il Natale va forte. Il Natale va fortissimo, va fortissimo. In qualsiasi stagione dell'anno il Natale va fortissimo. Anche lì vedo cos'è il calendario dell'avvento. Cioè, Hai visto che è una coincidenza, eh? beh, certo, certo. Ah no, scusa, che c'erano anche un paio di corna di renna fresche fresche. Sì. Da prendere. Chi non ha in casa un paio di corna di renna? Bellissimo anche il maglione. Anch'io ho messo una renna, sì, giusto per entrare nel clima. E allora come stai? Tutto bene? Tutto bene, sì. Fa un po' caldino, no, lo spirito natalizio aiuta. Certo, aiuta. Hai qualcosa di bello da raccontarci? Così, Ma, a braccio. vedendo la renna mi è venuta in mente una strana storia che mi hanno raccontato qualche anno fa. Sentiamo. Di un Natale passato. Praticamente è la storia di Babbo Natale che, come tutti gli anni, lui è un serio professionista. Allora lui cosa fa? Prende la sua bella carrozza, gli mette dentro l'olio, olio bene, aggiorna il tonton. Non c'è la slitta? Non c'è la slitta, la carrozza? Prima parte con la carrozza, ok. dà la slitta, e poi parte con la slitta. Quindi dar l'olio prima, se no prima spinta è lunga. Giusto. No. Poi aggiorna il tonton, scarica la mail list, perché poi ci sono i bambini nuovi, c'è tutti gli aggiornamenti, no? Poi scarica le mail dei bimbi e poi va a trovare sempre le renne per ultime, no? Un anno va lì, va nel loro angolino, che poi c'è un prato infinito per correre, e le trova tutte lì sdraiate per terra. Ma cosa è successo? Bravo, quello che ci siamo chiesti tutti, cosa è successo? Allora lui cos'è che fa? Facciamo sigula. Ah, che fatto sicuro, ok. Sì, facciamo una sigula. E tu dirai, un veterinario. È un veterinario? No. Ah, ok. Allora si chiama sempre sigula quando c'è qualcosa che... Allora niente, sigula arriva lì e fa cosa c'è, cosa non c'è, se non c'è niente. Allora, insomma, va a visitare le renne, rimane lì 5 minuti e dopo 5 minuti esce. E tutti stanno benissimo. Allora Natale gli fa, ma come hai fatto? Cosa è successo? Oh, guarda, non è successo niente. Godai un Voltaren? Va bene, benissimo. Bella però questa, bella, questa è sempre bella. Edizioni queste. Si stanno pelando tutti, soprattutto Tia è attivissimo. Grande Tia, grande Maura. Un salutone. Ti piace sta cosa delle canzoni di Natale, tutte così, andare a ripescare tutte le canzoni di Natale degli anni passati? Sì, mi piace un sacco, bello, perché poi viviamo il Natale tutto l'anno. Vedi che bello. Da noi, a casa nostra, in effetti ascoltiamo quasi tutti i giorni. Perché è l'unico CD che gira in casa, non si può uscire per comprarne altri, e quindi tu dici uso quello. Uno è Francis e l'altro è Pas Dugal, che sono tutti e due quelli di Casualmente ho qua, guarda, così almeno lo facciamo anche vedere. Quest'anno Natale, per chi non se lo ricorda, abbiamo come dire, riassunto per la prima volta tutte le nostre canzoni di Natale in Nadal al Pas d'Ungal, questo CD qua in edizione limitata, il cui incasso, insomma, la raccolta fondi è andata ai nostri amici di Agal. Non so se si vede, comunque è stata una bella iniziativa. E soprattutto i nostri fan sono stati generosissimi, diciamolo, perché insomma, chi ci segue è stato generoso, abbiamo fatto fuori tutte le copie e quindi siamo contenti. Facciamo così, ascoltiamoci la primissima canzone di Natale che abbiamo fatto. Tu te la ricordi? Dai, bello. Era l'anno 2000, sono andato a cercarmelo perché non me lo ricordavo più, era il 2014. Davvero? Sì, eravamo giovani e belli. Ciao Andrea Beretta! Ciao Andrea. Dai, ascoltiamocela. Oh. Allora aspetta, Vai, tu metti su.
Io metto sulla pasta, intanto bolle. Ah, Si le Nadal, io tout panettone, al vögel stupeta, e che piendate le proprie Nadal, e che tu ti pare, mangiamo al puro, e sa scerpami dentro. Gli auguri in Facebook, la letterina a me, chissà se arrivi, compra i regali in salire, si viene e l'albero acceso, ma il posto al cenone, vedi al Giappone, è una data crisi, quanti stress, quanti guai, non trema gli smartphone, è un canale al presente cui leggo in una catena accanto a Natale alle luci in 3D del Natale, modernità senza il tom-tom, la spicca sbagliare a strada, Natale al passato, la pensativa una la pizzeria al pandoro, guardando pirulai, una guda pescato, e si giunta bravi, sul tema Pasquini, finale di famiglia. Fioca, lenta ignota, Grande Gianca! Ma come fai a non buttare mai giù il lampadario? l'ho messo là in fondo il lampadario. Ah, giusto. No, perché è pericolosissimo quella roba lì che fai. Poi, tra l'altro, è una delle poche volte che riesco a guardare la tua esibizione non facendo una mazza, praticamente. Ciao Sara, che intanto si è collegata. Ciao Sara. No, niente, mi è piaciuto un sacco, come sempre, quello delle palline, che tu ne fai girare 2 e l'altra la tieni ferma e prendi per il culo tutti, che sembra che ne fai girare 3. Perché è una cosa che mi è sempre affascinato. Non è che uno vuole prendere per il culo nessuno. No. Però se riesce è divertente. Però se riesce è divertente. Se riesce è divertente, certo, è divertentissimo. Adesso abbiamo un collegamento spettacolare. Con Sai? chi? Con chi? Allora, tu sai che c'è una costante in tutte le canzoni di Natale che abbiamo fatto finora, che è la vecchina. La vecchina del Natale. La vecchina! La vecchina del Natale. Noi oggi, in occasione della puntata dedicata a Natale, ci siamo fatti dare il suo numero da non so chi, l'ha raccolto Tia, sai che lui c'è sempre mani in pasta. E niente, adesso provo a chiamarla e vediamo che cosa ci racconta, ecco.
Dai, salutamela, perché la sento solo per Natale, poi dispiace. Ah, infatti, giusto, va bene. Fai gli auguri sia di Natale che di Pasqua, ecco. Certo, auguro tutto a tutti. Va bene, grazie Gianca, ci sentiamo presto. Ok, dai. Ciao Bone, ciao a tutti. Ciao. Ciao. Sì, ragazzi, abbiamo raccolto un sacco di ospiti oggi, e questo qua forse è il più importante di tutti perché insomma è una costante delle nostre canzoni. Nessuno in realtà sa chi sia questa vecchina, ma è sempre presente nei nostri pezzi di Natale. Eccola, buongiorno. Buon pomeriggio a tutti. Sono una vecchina di Ignorance e oggi compio 76.000 anni. Però non siamo qui per festeggiare me, che come vedete mi porto bene nella mia anzianità. Sono qui per salutare Giancarlo, che un caro ragazzo mi ha salutato. Ciao Giancarlo. Tia che dice delle menzogne, non è vero che uscivamo insieme, non è vero. Ti ho dato il 2 di picche 16 volte, ti ho detto che eravamo solo amici. Ormai è un 32 di picche. E io esco solo con gente su Tinder. Tinder per anziani o older. Quello che si chiama Tender. Tender, esatto, Tender, il pannolone per l'urina. Si può dire urina? Che dopo il è la cosa. Non ho capito, scusa, sono duro di sordi. Che dopo il Miquan della puntata scorsa c'è il Tender, che è la chat, il social. È mio nipote, quello lì, è venuto a trovarmi, quello lì, l'inglese lì, sì. È venuto a trovarmi per dirmi e poi dopo no. Certo, no, certo. E per cui uno che dice che fa e dice e fa e poi comunque io sono alla mia maglietta di Natale, come vedete, ho i miei peli di Natale originali. Avevi al Miccaone avevi portato, te lo dico io, Farimaconone, e praticamente sono molto contento che hai deciso di fare questa cosa delle canzoni di Natale, perché voi dovete sapere, caro pubblico, no? Anche le canzoni di Natale è il mio periodo dell'anno preferito, di tutti i preferiti Natali preferiti, no? Le canzoni, certo. 3 sono le cose che piacciono a me, no? Come dico sempre, e sono il Natale e lo Domenicaniello, no? Domenicaniello, e la terza cosa non posso dirlo, però c'entra con il Tender. E praticamente il pesce una volta. Bravo, ho capito cosa vuoi fare tu, Ho capito, il merluzzo, il merluzzo. L'ultima canzone, tra l'altro, se non mi ricordo male, parla proprio di merluzzo, no? L'ultima canzone di Natale che avete fatto voi, che è proprio merluzzo. E merluzzo, dovete sapere che è un piatto tipico del Natale, no? Il merluzzo col fischio. Sopra, così. Devo spiegare la ricetta? Se vuoi, sì, se vuole, scusi, se vuole. Mezzo chilo di merluzzo, lo mettete in una patella, quella per farci per la pipì, per gli anziani, e lo fate marinare nell'acqua ossigenata, così diventa bello biondo, e poi per 12 ore. Nel frattempo mettete su una pentola e la fate bruciare. Poi tutta la carbonella che c'è sul fondo della pentola la tenete da parte, perché è quello che ti dà la croccantezza e la carbonellità. Più buono con la carbonella. Più buono con la carbonella. Bravo, vedi che ti ricordi che ti dai consigli culinari. È buono con la carbonella. Con la carbonella è più buono. E praticamente il pesce biondo è sempre il migliore. Poi dopo
dopo 12 ore prendi il merluzzo, lo scuoti forte forte, spam, 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 e lo dai sulla testa di un bambino. Il bambino non deve essere per forza della tua famiglia, anche un bambino che vedi per strada, gli dai delle pesche col pesce, no? E questo gli dà proprio la natalità, perché il bambino è sinonimo di Natale, no? Certo. Poi dopo prendi il vischio, fai tanto battuto di whisky, lo metti nel vischio e whisky, li metti insieme, li metti nel forno, accendi la friggitrice, friggi le patatine, mangi le patatine e intanto il merluzzo è pronto, e non mangiarlo perché è tossico però. Ah, vabbè, ok. Però ce lo possiamo ascoltare almeno. Non lo mangiamo, però ce lo ascoltiamo. Va bene, ascoltiamo questa canzone. Questa canzone. Ascoltiamo questa canzone. Ascoltiamo questa canzone. Non parte. Non parte, perché questa cosa della tecnologia qua. Partito. Che so sbassano Bravo il cantante di questa canzone. Come? È bravo il cantante. Sì, perché ha usato il computer, no? Senti che la voce è un po' elettronica, no? Perché ha usato il computer. Adesso questi giovani cantano tutti col computer. Gattubetti cantano col computer, Fabrizio Fibrazzi con il suo computer, come si chiama lì? Tutti gli altri, anche Federico Zaniello, detto Fedez, canta col computer, si fa così adesso. È così adesso. Parlo di una tragedia vera, no? Che adesso quest'anno chissà che succede, però una volta che è finita il carnevale, è finita il Ferragosto, è finita tutte le festività, sarà la Pasqua, no? Adesso c'è la Pasqua, dopodomani al supermercato, se ti fanno entrare, perché devi avere la mascherina, trovi già la mascherina di Natale, la mascherina col vischio sopra, tutte queste cose qua di Natale, no? Questa tragedia qui del consumismo, come diciamo a noi, no? Il consumismo sta uccidendo l'anima del commercio, il commercio è consumismo, quindi io non so se si capisce quello che sto dicendo, e credo proprio di no. È che ho mangiato troppe mele sciroccate. Sì. Ma il cantante che canta qua anche lui gli piace un po' il pesce, eh? Sente la sofferenza quasi. Il melodramma, l'opera teatrale. Proprio il dramma. Ma sopporto smurfare. Smurfa vuol dire puffi in inglese, lo sapevi? Non ho sentito niente, però sono felice. Smurfa in inglese vuol dire puffi. Ah. È una cosa che non sapevi. No, assolutamente, assolutamente. Ma mi tolgo una curiosità, signora vecchina delle canzoni ignorante di Natale. Sì, te l'ascolto bene, sì. Ma noi non ci siamo mai conosciuti prima d'ora, no? No. Ma come si chiama lei? Chi è? Cioè, in realtà, come si chiama? Io mi chiamo D'Alessandro. Paolo D'Alessandro. Ah, come Come nipote. Ah, ok, ok. Va bene. Sono felice che tutto poi torni a questo Paolo D'Alessandro. Finirla questa commedia, no? Sì. Però è stata divertente e c'avevo Stefi di qua che si stava già mettendo a spadellare. Vedi? Ma è il merluzzo a casa? Sei tu. E Lura, come stai? Così non si dimenticano i nomi, bravo, sì, ci chiamano tutti nello stesso modo in famiglia proprio perché così almeno nessuno si dimentica il nome. No. Sto bene. Bravo.
grazie. Volevo salutare tutti quelli che ci seguono, in particolare Alessandro Strada, che ha appena commentato, Mattia, che sta commentando come c'è i pollici in fiamme oggi. E volevo salutare anche la famiglia del piccolo, non mi ricordo che figura io, che per il Porcaren. Diego, bravo Diego, scusate. Come il primo concerto di Certosa non racconto cosa è successo al primo concerto di Certosa. E niente. C'è Riccardo Papone, collega. Ciao Riccardo, ti voglio bene, saluto di Tobia. E niente, praticamente adesso siamo qua che stiamo aspettando il Natale, insomma, perché ormai stiamo attrezzando a quello. E niente, no? Viva Natale! Viva Natale! Viva Natale. E c'è tra le nostre canzoni di Natale nel aspetta, 2018 siamo usciti con un pezzo, diciamo, importante, nel senso che molto importante. È stata una bella collaborazione che abbiamo buttato in piedi con il Ticinum Gospel, che è un gospel di Pavia, bellissimo, cioè, non so neanche quanti siano in realtà, tantissimi, perché poi io ero rimasto tipo a una quarantina, sono un'infinità. Sono tantissimi. Poi la cosa bella, infatti sono contento di essere collegato con te. Natale a casa di Paolo. Perché Natale a casa di Paolo, queste storie. Bravo. Alessandro, hai visto Natale a casa di Paolo? Perché se l'hai visto sei uno dei 10 sul pianeta che l'ha fatto. E no, dicevo che quella collaborazione lì l'hai seguita più te di me, nel senso che quel periodo lì... perché tu per una volta avevi una roba più importante da fare, più che altro. più importante dei ignoranti, sì. Più importante di ignorante, che è dare proprio tu, fisicamente tu, alla luce tuo figlio. Esatto, ho fatto tutto io. Che sì. è nato, forse non proprio mentre registravamo il pezzo con il Ticinum, ma in quelle 24 ore lì. Era il 10 d'ottobre del 2018, lui è nato nella notte, quindi diciamo nella notte che dal 9 passa al 10, e il pezzo è stato registrato nella notte, tra virgolette, che dal 10 passa all'11. Quindi... Esatto, per cui in quel momento lì. Per cui insomma potevi esserci e non sei venuto. Ho registrato intanto, aspetta, facciamola partire. Facciamola sentire. Prima di parlare del Ticinum, volevo solo dire che è stato un pezzo che un giorno scrivo a Bone, Bone, dovremmo fare, sai cosa? Un pezzo gospel. Lui fa, certo, ce l'ho già pronto. No, non ce l'avevo già pronto, però avevo anch'io questa idea di realizzare un pezzo gospel che non doveva essere necessariamente quello di Natale, però poi, cioè, anche per tipologie di canzone siamo andati su quella di Natale, però mi ricordo che era tipo marzo, cioè era il marzo dello stesso anno, marzo-aprile, insomma, giù di lì. Sì, una roba del genere, perché avevamo appena conosciuto Andrea e gli altri ragazzi del Ticinum Gospel Core e appunto eravamo venuti a conoscere... Un buco di Natale! No, dai, no, sto cercando una roba. Era vecchina, Grande Paolo. Grande Paolo D'Alessandro. E niente, praticamente poi tu nel corso di poche settimane, no, non mi ricordo, tu praticamente... Perché la questione era, noi abbiamo contattato Andrea ci ha detto che ovviamente per approvare questa cosa qui, cioè comunque lui proponeva la nostra idea al coro. Il coro ha tutta una struttura che doveva comunque essere, cioè la proposta doveva essere vagliata, quindi noi avevamo l'esigenza di registrare il tutto entro settembre, perché appunto da ottobre in poi non sapevo quale sarebbe stato il mio destino, e quindi abbiamo detto, se non ci muoviamo entro giugno, poi con l'estate diventa difficile.
Quindi ma abbiamo lavorato il pezzo, io mi ricordo, tra maggio e giugno, fine giugno avevamo il pezzo praticamente pronto. È bellissimo lavorare i pezzi di Natale d'estate, perché poi è una cosa che abbiamo ripetuto anche l'anno successivo. Anche per Vischio e Merluz, tra l'altro, il pezzo di prima, Esatto. perché l'ho registrato prima che io partissi per Londra, ed era tipo metà luglio. Sì, metà luglio. Per cui il pezzo era pronto anche tipo a novembre, forse. Sì, Abbiamo sistemato le ultime cose. E niente, praticamente poi appunto, come detto bene, Andrea è stato così generoso da farci da apripista il Magico Mondo del Ticino. Il Ticino ci ha aiutato tantissimo. Brevemente è stata una serata molto bella, sia le prove che abbiamo fatto insieme, registrazione vera e propria, in cui Andrea e tutti i ragazzi comunque ci hanno aiutato, come i panettoni, esatto, che vengono girati d'estate, così poi c'è la vacanza. E niente, è stata un'esperienza veramente incredibile, da un punto di vista proprio, perché abbia mai registrato dischi prima di quella volta lì. Ed è stata molto, molto divertente. Una nota molto bella è stata quando sono andato al Sol è stata bellissima. C'è nel disco? Me ne vado. Prima di passare la linea all'ospite, perché so che è un ulteriore ospite, me l'hanno detto. Taschino, li tiro fuori così gli altri. Esatto, un'altra particolare molto bella è stata quando ho preso l'acqua per tutto il coro e sono andato al Mac. Perché pioveva? No, non pioveva, ma da bere. No, sai là. Sai quella cosa lì che bevi. E il modo più veloce è che abbiamo registrato a San Martino e la cosa più veloce era il Mac di San Martino del Bennett, che tutti conoscete ovviamente, e ho preso 10 bottiglie di vino naturale e 10 bottiglie di frizzante, però li ho ordinati col pannellino, no? Quello automatico. E questi qua si sono davanti a caricare due sacchetti di bottigliette di plastica da mezzo litro e mi guardavano benissimo. E non ti hanno detto a sete? No, no, non mi hanno detto niente. Mi hanno detto qualcosa, ma non mi ricordo cosa adesso. Vabbè, allora dai, visto che hai già preannunciato l'ospite, che magari è lì che scalpita, io direi di sentirlo, anche perché è proprio Andrea. Esatto. Quindi mi aspettavo. No, è incredibile, scusa, mi rifaccio. No, è incredibile. No. Rifacciamo. Anche perché è proprio Andrea. No. Ma come hai fatto? È una cosa incredibile, sì, ci siamo sentiti il giorno prima, capito? Cioè, basta mettersi d'accordo per fare le dirette, sì, è così. Mi hai proprio distrutto un mondo. È così. Un scenario. Dai, ciao, ci vediamo. Ciao, fan ignorante, ci vediamo nel futuro. Ciao, vecchina degli ignorante. A presto. Eccolo qua, aspetta che cerchiamo Andrea. Tellà, così chiacchieriamo anche un po' con Andrea, sentiamo come va col Ticino in questo periodo. Tanti ospiti, tante belle cose. Eccolo là, ciao! Ciao! Anche qui siamo natalizi, vedo. Sì, guarda, ma cioè, giusto per darti un'idea di quanto noi siamo natalizi, sì? Quando abbiamo smontato il Natale in casa, abbiamo fatto il giro di casa 3 volte dicendo abbiamo tirato via tutto? Sì. Dopo 2 settimane, ti faccio vedere perché questa è meravigliosa, sulla porta d'ingresso c'era ancora queste cose qua. E sono ancora qui, hai capito? Non le abbiamo ancora tirate via. È giusto così. Cioè, anche noi quando tiriamo sul Natale lasciamo sempre una cosa, magari un po' più piccola di quelle lì, però... Beh, poi è bello che abbiamo girato casa 3 volte cercando roba, ma non... vabbè. È un gigante, no? È così, il Natale è così, è bello il Natale tutto l'anno. E infatti, sì, sicuramente, guarda. E allora voi come va? Tutto bene? Sì, tutto bene, siamo a casa, quindi siamo blindati come tutti, ma stiamo bene, insomma.
E i vostri progetti continuano nonostante... Allora, adesso chiaramente è tutto fermo. Avevamo un bel progetto di musica sacra a inizio aprile, è saltato e viene rimandato. Avevamo qualche concerto qua e là, ma chiaramente tutto è rimandato perlomeno nella seconda parte dell'anno. Sì, sì, sì. Perlomeno. E questo... Cioè, tipo nella seconda parte dell'anno faremo tipo un concerto alla settimana. Cioè, Sì, che poi in realtà non è molto diverso. Che poi in realtà non è molto diverso dalla nostra solita abitudine, perché noi facendo parte di 4 cori diversi, cioè più o meno, lì però... Vuoi citarli? Vuoi salutarli? Beh, vabbè, il Ticino Gospel Choir, del quale facciamo parte tutti e due, che ovviamente è anche... diciamo il luogo dove noi ci siamo incontrati e poi dove ma che bello, quello che è sbocciato, quindi che bello. E poi vabbè 2 cori parrocchiali, uno quello della mia parrocchia di Mirabello e uno è la Corale Felice di Sant'Alessandro, e un gruppo che si chiama Gruppo Cristomo Nuovo che porta in giro dei recital, uno su Gesù, uno su San Paolo, uno su Sant'Agostino. E poi adesso quest'anno abbiamo iniziato un progetto nuovo di una cosa che vi riguarda un pochino. Attenzione, attenzione. Perché? Spoiler! Perché quando mio papà aveva 18 anni, con degli amici, aveva fatto una commedia in dialetto, e adesso che è andato in pensione, con questi amici hanno deciso di rimettere in piedi questa commedia in dialetto, che in realtà era programmata per maggio, ma probabilmente, cioè chiaramente tutto è slittato. Una commedia con anche suonata e cantata dal vivo, quindi insomma, bello, con qualche aggiunta anche di quel tipo, insomma, una cosa interessante. Cosa scrive Paolo? La vedo dura perché siamo troppi, la vedo dura. No. Non ce la faremo. Te lo chiedevamo prima io e Paolo, quanti siete col Ticino? In realtà dipende, perché poi, cioè, come tutte le realtà, ci sono sempre dei cambi, persone che vanno, persone che vengono. Variamo sempre, il numero dei coristi effettivi varia sempre dai 30 ai 40 circa. Poi ci sono associati di altro tipo, insomma, l'associazione sicuramente è diciamo al Campovolo. La proporrò al mio direttore presidente, questa qua. E quindi siamo sicuramente un bel numero, ecco. Bello. E questa, diciamo, questa commedia teatrale che hai detto che era prevista comunque per marzo, poi dopo, cioè scusami, per maggio, sì. E poi dopo, non si sa quando sarà, dove si potrà vederla sostanzialmente? Allora, guarda, in realtà io personalmente non ho ben idea di come siano le cose. So che ci sono un paio di idee su un paio di teatri, però non c'è ancora niente di fissato, ma faremo poi, quando avremo più chiaro anche le date, andremo a dare tutte le annotazioni e informazioni del caso, insomma. Poi fateci sapere, così anche noi magari facciamo pubblicità, cioè oltre a venire da noi facciamo anche pubblicità sulla pagina, così almeno... Stiamo solo aspettando, cioè in realtà siamo molto ancora in ballo nella fase anche organizzativa, quindi stiamo cercando... Dai, vendetela a Netflix. È ingestibile, Paolo. Lo proporrò a mio papà di venderla a Netflix, vediamo. E quindi siamo ancora un po' in ballo nella fase organizzativa, ma insomma, ecco, adesso cercheremo di arrivare a un dunque il prima possibile. Bene, 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 dai. Sono abbagliato dalle corna lì. Vero. Lei quando è sul periodo di Natale, lei gira anche per casa con le corna, cioè cose così, capito?
Il gatto mi guardava male prima. Non è che avesse così tutti i torti, però vabbè. Va bene così, va bene così. Sono anche in tinta con il pannello dietro, guarda. Sì, infatti, in effetti. Abbaglio. Meglio stendere un velo pietoso. Comunque no, sicuramente è stata una bella collaborazione quella che abbiamo portato avanti. Io comunque tutte le volte che sento sia coristi che i nostri responsabili dell'associazione, del coro, così, sono sempre contenti di questa collaborazione che abbiamo portato avanti. Poi l'importante in queste cose, visto che alla fine lo facciamo per divertirsi, è divertirsi, cioè alla fine instaurare dei rapporti e fare delle cose belle insieme. Esatto. Bello, Poi è stata, comunque, come diceva Paolo prima, è stata un'esperienza anche la serata, proprio registrare, anche per magari tanti coristi era la prima volta, quindi insomma sai, sono sempre esperienze che uno si porta avanti quando sei in uno studio di registrazione, cioè è da morire da ridere, perché poi metà del tempo la passi a ridere, a dire stupidaggini, insomma. Ovviamente. Quindi. Giustamente. Questa è lì 4 ore per registrare una roba da 3 minuti. Esatto. Per la stupidaggini e i fonici che si arrabbiano perché non riescono ad andare avanti perché tutti ridono, ma questo è... Poi più si è, meglio si è. Cioè, pensa avere un 3-4 Paoli in un gruppo, cioè non ne esci più. E guarda che ci sono degli elementi che anche da noi sono dei livelli belli interessanti, quindi... Va bene. Noi ovviamente poi, come dicevo all'inizio, noi poi andiamo a mettere anche questa diretta indifferita sulla nostra pagina Facebook, quindi poi mettiamo tutti i riferimenti anche del coro, così se ci fosse qualcuno che ancora non vi ha conosciuto, non sa come venirvi ad ascoltare e quant'altro, linkiamo la pagina così poi voi fate la vostra promozione. So che sotto Natale siete praticamente sold out, 300 date alla settimana. Fai conto che di solito tra gennaio e febbraio fissiamo le date di dicembre di quell'anno. Vedi te. Più o meno. Anno più, anno meno, nel senso che poi, vabbè, chiaramente ogni anno è diverso, però ci sono stati degli anni, i primi anni che io ero entrato nel coro, facevamo veramente tantissimi concerti, poi a un certo punto fare 10 concerti in 3 settimane è follia, quindi ti dai una regolata, però è sicuramente un lavoro discreto, ecco, quello sotto Natale, e soprattutto c'è sempre una grande richiesta, è il periodo sicuramente più richiesto, ecco. Vuol dire che il prodotto è di qualità, cioè se c'è la richiesta vuol dire che il prodotto è di qualità, non giriamoci intorno. Nel senso, non è che posso, però sì, sicuramente tiriamocela un po', tanto siamo solo in diretta mondiale. Sicuramente siamo una bella realtà, ci impegniamo, è bello perché ad esempio una cosa che a me piace molto è che ok, noi sì siamo un coro gospel, però non facciamo solo quello, nel senso che principalmente facciamo gospel, ma ad esempio quell'opera che avremmo potuto rappresentare a inizio aprile è un'opera di Vittadini ed è musica sacra. Quindi un genere sicuramente diverso, noi chiaramente la facciamo come riusciamo, perché poi essendo abituati a cantare gospel non è semplicissimo passare, però è sicuramente una bella esperienza, un'esperienza sicuramente a livello umano, perché conosci un sacco di persone, e sicuramente anche a livello comunque vocale, di esperienza personale, da tantissimo, quindi è sicuramente una bella realtà. Bravi raga, continuate così, salutateci tutti. Certo, e buon Natale. Buon Natale anche a voi. Buon Natale. Ciao. Ciao. Grazie mille, ciao. Ciao. Eccoci. Che belli. Allora, aspetta.
che facciamo sta roba qua. E niente, anche appunto bellissima realtà. Là. Ciao Tia, Ciao! dove sei? Dove sei? Posso togliere la mascherina? Non so, dipende se sei vicino a qualcuno oppure no. No, per adesso sono da solo. Ok. No, e sai cosa? E sono in macchina. Ti dirai perché? Dove stai andando? Non puoi uscire. Notificazione. Ciao, sì. È già compilata. Ecco, dove devi andare? In realtà ho usato una scusa, perché ti spiego, siccome c'è in giro poca gente adesso, no? Vedo che comunque non gira nessuno, no? C'ho 2 giorni liberi, no? Cosa faccio? Pasqua, devo farla 2 o 3 giorni in montagna sulla neve, no? Non so. Ma non si può, ma non puoi! Io va bene, c'ho anche i guanti, c'ho i guanti, disinfettante. Per la neve? Per disinfettare la neve. E quindi, insomma, è così. Sono preparato. Sei anche preparato. La maglietta più natalizia che ho, tra l'altro. Perfetto. Niente, guarda, ho scritto sull'autocertificazione, ho scritto che devo andare su in montagna in una farmacia a ritirare le pastiglie per i freni, quindi magari, insomma, tutti che ci credono? No, secondo me sì. Sì? Alla fine è un bene di prima necessità. Scusami, se no, già devo arrivare fin là. Esatto. Devo frenare perché non c'ho le pastiglie. Insomma, caduto il telefono. Ho preso l'ansia. Devo tenere così l'inquadratura, ragazzi. Scusa. Nessun problema. Intanto io farei partire il sesto e ultimo pezzo di Natale della nostra collezione. Sì. Aspetta che anch'io ho un problema tecnico. Vai. Tanto io mi preparo. Nel senso che mi è partita la soundbar. Dov'è che è andato? Perché lei non può uscire. Lenta. Si sente? Io sento. Vabbè, l'ascoltiamo così. La tuta di Carvegna giù. Stasera. Anche tu coi cartelli. Questo qua correva l'anno 2016. Pensa. Guarda, io ho un bel ricordo, devo dire, di questa canzone. Innanzitutto perché è una delle più facili che riesco a fare. Nel senso, non devo fare niente. Fondamentalmente sul palco. Devo seguire un po' il labiale, uscire col cartello quando devo uscire. Ma ricordo che il primo concerto che abbiamo fatto a Cava per Agal, sì, alla fine del concerto, no? Mi si è avvicinato un ragazzo per fare la foto. Cioè un fan, no? Cioè, è stata la prima volta, è stato un po' emozionante. Mi fa, però voglio che la fai con la maglietta, sì, e con il cartello. Quindi, insomma, ci tenevo. Insomma, è stata una cosa simpatica. Insomma, bello. Porto un bel ricordo di quella canzone, quindi... Bene. Fa caldo però in macchina con la cuffia. Cioè... E vabbè, insomma, non tutti i Natali sono con la neve. Insomma, questo qua è un Natale con... Visto che ci sono delle giornate fantastiche, questo ovviamente, il trucco è quello. No, perché 7200 anni di Pasquette, acqua grossa così. Non possiamo uscire. Non possiamo uscire, c'è un sole nel... È giusto così, E quindi allora, quest'anno 2020 come la facciamo? Cosa? La canzone di Natale. Come la facciamo? La facciamo... come la facciamo? Innanzitutto, dalle notizie che sento, ci sono un bel progettino in mente. È possibile. Quindi vediamo, insomma. È possibile. Siamo ad aprile, quindi anche quest'anno. Mi sa che anche quest'anno ce la giochiamo d'estate. Ricordo, non so se tu ti ricordi, un anno, forse era agosto mi sembra, ero al mare, mi hai mandato un messaggio dicendomi, mentre tu sei in ferie, sto mettendo giù il testo per la canzone di Natale. Ora, non so se è proprio questa che stiamo sentendo,
Ma secondo me è altamente possibile. No, non mi ricordo sinceramente, cioè, perché quella del primo anno siamo usciti all'8 di dicembre e abbiamo deciso di fare la cosa tipo a metà novembre, quindi in 10 giorni abbiamo buttato in piedi il pezzo ed è andato. Poi gli anni successivi c'era sempre sta voglia di rifarla e quindi di fare ancora il pezzo di Natale, per cui ti porti avanti, perché poi tra concerti e varie uno si porta avanti. Quell'anno lì era Ferragosto. L'anno scorso appunto mi ricordo che era prestissimo, perché immagina, Paolo l'ha registrata a luglio, quindi vuol dire che avevamo già il testo in mano da tempo, come dicevamo prima. Quella col Ticino era pronto a giugno, quest'anno siamo a marzo e c'è già il progettino in mente, a quanto senti tu. Quindi... Sì, no, io ho sentito qualcosa, non so, poi dopo, vabbè, sai che qua ci sono notizie che girano, sono le fake news, magari una fake news. I rumors. Sono i rumors. I rumor. Io quella lingua lì non la conosco mica, io non è che sono... me l'ha insegnato la vecchina dei ignorante. Qua Paolo commenta una cosa, dice... Buone spoiler al pezzo di Natale 2020? Si può. Se c'è, perché non è detto poi che ci sia. Perché abbiamo abituati bene tutti gli anni e facciamo uno. So. Esatto, l'anno scorso abbiamo fatto il disco, basta, non è che deve esserci per forza a Natale la prossima canzone ignorante. Ci può essere un Natale senza ignorante? No, sì? No, no. Vabbè, direi con questo messaggio positivo di chiuderla qui, anche perché, ma sì, facciamo una mezz'oretta di diretta, un'ora. Sono le 7 quasi, insomma. Esatto, quindi può essere. Quindi niente, buon Natale a tutti ragazzi, ci vediamo. Quando arrivi in montagna vi mando un po' di foto. Manda un messaggino, così ci dici se ti hanno accettato. Va bene. Pensi che ci stanno intercettando. Ciao, Ciao. Non è vero niente, ciao. Buon Natale. Buon Natale, ciao ciao.